cos'è il progetto Chimica Verde e perché il comitato si è formato e ha detto di no. Come ripeto, descriveva Silvio la situazione, evidentemente termini suggestivi e affascinanti come bio o naturale sicuramente termini molto vaghi, talmente vaghi da consentirne ogni nefandezza, sono quelli che riguardano questo progetto per il quale abbiamo provato principalmente scandalo quando abbiamo scoperto in che cosa consisteva, scandalo al quale si è aggiunta indignazione soprattutto per l'alleanza che lo circondava. Un'alleanza formata dai nostri amministratori, dall'ENI e dalle sue consociate, dai sindacati, da una stampa a servizio, addirittura da associazioni ambientaliste come Lega Ambiente, buona parte della Chiesa, tutti a benedire il progetto della chimica sedicente verde. Peraltro un progetto che è stato approvato senza informare minimamente la popolazione. Ma di che cosa si tratta? Il progetto Chimica Verde non è altro, consiste nella realizzazione dei sacchetti di Mater B, che sono quelli che noi usiamo nei supermercati quando andiamo a fare la spesa, ma non solo, anche piattini, cotton fioc, oggettini vari, considerati biodegradabili che non dovrebbero impattare l'ambiente. Peccato che verranno realizzati in un ambiente che non solo è impattato, ma è altamente inquinato. Ma diciamo che questa è la parte nobile del progetto. La parte meno nobile consiste nella realizzazione di una mega centrale a biomasse da 205 MW termici, di cui 70 alimentati a FOC. Il FOC è il derivato della lavorazione dell'etilene, un residuo tossico e altamente cancerogeno, che in questo caso verrebbe importato via nave dalla Sicilia, anche perché in Sardegna non ne produciamo più e invece nel resto dell'Italia l'ENI ne ha moltissimo da smaltire. E perché no a Porto Torres? Non solo, per far funzionare questa enorme centrale a biomassa saranno necessarie una quantità di biomasse pari a 500 e 600 mila tonnellate l'anno, quantità che la Sardegna non è assolutamente in grado di produrre, quantità che dovrebbe realizzarsi in 100.000 ettari seminativi, di cui la Sardegna ne ha 250.000 disponibili, e quantità che andrebbe a realizzarsi, cioè trasformerebbe i terreni in monocultura da trasformare in kilowatt principalmente, perciò pastori, agricoltori e vari terreni agricoli andrebbero a immolarsi in nome di questa chimica verde, considerando che la Sardegna importa già l'80% del fabbisogno per la regione dall'esterno, e considerando anche che bruciare una quantità così importante di biomassa non emette sicuramente nell'aria ossigeno, ma sostanze altamente tossiche e cancerogene come diossina, furani e metalli pesanti, dannosi sicuramente per la salute. A questo punto all'ENI non restano che due cose da fare. La prima è di portare questa biomassa da fuori, perché evidentemente il Cardo, per il quale insomma Matrica nasce, la società formata da Eni e Novamont, sicuramente non verrà prodotto in Sardegna. Perciò importare questa biomassa da fuori, andando a affamare altri luoghi e altre popolazioni e mettendo in moto un sistema di trasporto navale che sicuramente non rispetta quella filiera agroindustriale per la quale si sono molto vantati presentando il progetto, che doveva essere realizzata entro i 70 km dall'origine della centrale, e cioè insomma della zona di Porto Torres. L'altra possibilità che ha l'ENI, che è ancora più infima, è quella che è anche più redditizia. Non dimentichiamo che per l'Italia viene considerata anche biomassa la parte non biodegradabile dei rifiuti solidi urbani, cioè la monnezza. Monnezza per la quale l'ENI, grazie agli incentivi e certificati verdi, creerà un business molto ricco per se stessa, ancora una volta sulle spalle, sulla pelle e nelle tasche dei cittadini. Cittadini, cioè di un'intera popolazione che si vuole sicuramente liberare di questo passato, perché che ha già pagato un prezzo altissimo in termini ambientali e di salute,
perché il petrochimico di Porto Torres continua dopo 40 anni a mietere vittime per la chimica preesistente. Non parliamo di un inquinamento solo ambientale, ma anche culturale, economico, sociale, antropologico. Ne abbiamo noi quotidianamente, lo riscontriamo. Per raccontarmi un esempio, quando abbiamo fatto le osservazioni al Savi contro la centrale a biomasse, a Porto Torres ci sono stati delle persone che avevano attività pubbliche, bar e negozi, che si sono offerte di raccogliere le firme che dopo 2 o 3 giorni sono sparite, perché gli squadristi dell'ENI in stile mafioso sono andate e le hanno fatte ritirare. Perciò evidentemente non è semplice tentare di far passare la nostra, insomma, l'idea di quello per il quale noi ci stiamo battendo. Peraltro non dimentichiamo che parliamo di luoghi che 40 anni fa erano totalmente incontaminati, inseriti in contesti naturalistici molto fragili, come il Golfo della Sinara, a ridosso di una delle piane più grandi e più fertili della Sardegna, che è la piana della Nurra. Ora, questi luoghi sono dei SIN. Come diceva Silvio, sono siti di interesse nazionale, ove l'elevato inquinamento delle falde, delle acque e dell'aria mette quotidianamente a rischio la salute di chi ci lavora e di chi ci abita, pertanto vanno immediatamente bonificati. Bonificati perché i veleni producono cancri e i cancri fanno ammalare le persone. E quando parliamo di veleni a Porto Torres, vi cito giusto qualche dato per capire di cosa stiamo parlando, dati peraltro rilasciati dalla Sindial, dunque società di Eni, dunque chi avvelena e dichiara anche quanto ci sta avvelenando. In falda il benzene supera di 139.000 volte il limite, il dicloroetano 28 milioni di volte il limite, la Vinyls che produceva il PVC, per il quale si sono molto battuti gli operai occupando isole e torri, ha emesso tanto di quel cloruro di vinile monomero da averne oggi 542.000 volte il limite. Perciò sicuramente l'urgenza prioritaria è quella delle bonifiche che l'ENI, con la scusa della chimica verde e con la complicità attiva dei nostri amministratori, si sta scampando. Perciò il nostro movimento, cioè il Comitato No Chimica Verde, ha svelato questa truffa che all'inizio scandalizzava solo noi. Ora fortunatamente non siamo più in pochi a provare indignazione e iniziamo a essere parecchi. Abbiamo avuto i segni manifesti, li abbiamo avuti, sono stati reali, sono state 4 mozioni contro la chimica verde in regione. L'opposizione che abbiamo fatto al Savi contro questa centrale a biomasse è stata sicuramente molto consistente. Perciò ripeto, è stato un passaggio, sicuramente i social network ci hanno aiutato per passare tutte le informazioni, per svelare questa truffa, però c'è stato anche un passaggio di idee corpo a corpo tra le persone che non vogliono più delegare nessuno sulle scelte che riguardano i luoghi dove viviamo, scelte che riguardano anche il futuro dei nostri figli. Perciò queste idee sono passate attraverso persone che hanno uno sguardo diverso per questi luoghi, che non credono più che attività chimiche e industriali possano creare ricchezza e sviluppo, ma sono solamente attività mortifere e devastanti. Perciò questi luoghi sicuramente devono tornare a essere liberati, bonificati, non possono restare delle Chernobyl santuarizzate in se stesse. Perciò noi non siamo, il nostro comitato sicuramente è un comitato ambientalista, però il fine non è solo quello di liberare questi luoghi per goderci il tramonto. Sicuramente faremo anche quello, però pensiamo che ci sia veramente un mondo nuovo da reinventare per Porto Torres. Ci sono tante attività tanti settori da coinvolgere, architetti, urbanisti, abbiamo veramente bisogno di chimici, poeti, insomma non importa, e anche di operai e cassaintegrati che si sbagliano quando pensano che il nostro movimento possa far torto alla loro lotta,
che in realtà è anche per loro e si spera con loro. Lotta la loro che purtroppo non porta da nessuna parte, perché la classe operaia è finita, cioè purtroppo la classe operaia non esiste più, bisogna che qualcuno glielo dica. Cosa che i sindacati non fanno, perché poi peraltro la chimica verde cioè, Rovelli almeno produceva classe operaia, cioè, a Porto Torres gli operai erano 12.000, 15.000, la chimica verde al massimo darà 400 posti di lavoro, di cui più della metà verranno usati per realizzare gli impianti, e poi sarà un arrivederci e grazie. Perciò qui il dibattito non è neanche al limite come Taranto, insomma, tra salute e lavoro, cioè il lavoro comunque non ci sarà proprio, perciò sicuramente è più realistico lottare affinché questi luoghi ridiventino vivibili. Veramente ci sono un sacco di idee che noi abbiamo per Porto Torres. Sicuramente ci sono luoghi dove imbonificabili, cioè parlavo prima dei dati di benzene nella falda, quelli della Darsena sono incalcolabili, ci sono dei disastri biblici, probabilmente lì faremo dei santuari dove ogni anno ci recheremo a chiedere perdono, e vabbè, e già faremo qualche cosa, per non parlare di Minciare Edda, insomma di 2 o 3 o sicuramente 3 posti di Porto Torres dove il disastro è veramente incalcolabile. Non dimentichiamo che Porto Torres è una città di porto che non è un porto, è una città di mare che non è un mare, è una città di campagna che non ha neanche quella. Tutta quest'area industriale corrisponde esattamente a 22 km quadrati, cioè il 22% dell'intera area di Porto Torres, che sono chiuse a doppia mandata dall'ENI. Peraltro i disoccupati nel nord-ovest della Sardegna sono 22.000, non 400, non possiamo sperare tutti di fare. Peraltro non possiamo neanche pensare di far convivere turismo con industria, perché non possiamo far arrivare i turisti che arrivano con le navi alla Darsena, non possiamo pensare di mandare che la gente possa prendere il sole nelle spiagge sotto i gruppi a olio combustibili della E.ON, non possiamo pensare di costruire un termovalorizzatore a 10 km dalla Pelosa, che è la seconda spiaggia più bella d'Italia. Tutti i progetti che i nostri amministratori comunque vorrebbero realizzare. Se dovessero, non solo, un'altra cosa che si continua a fare, i pasti della mensa delle scuole elementari di Porto Torres vengono realizzati nella zona industriale, e tutto ovviamente così come niente fosse. Se dovessimo pensare alla situazione sarda in questo momento, se dovessero essere approvati tutti i progetti, tutte le richieste tra termodinamici, biogas, eolici, fotovoltaici, centrali a biomasse, veramente ci sarà il colpo di... L'industria ha iniziato e la green economy darà il colpo di grazia definitivo. In realtà il rischio evidentemente è quello che ci sia una moltiplicazione di Portovesme e di Porto Torres in tutta la Sardegna. Peraltro sono investimenti speculativo-finanziari questi che vengono fatti solo grazie agli incentivi, che semineranno rottami in nome di questa energia. La buona notizia, perché ci deve essere anche la buona notizia, è che fortunatamente l'indomani alla scoperta, diciamo, di queste nuove iniziative, fortunatamente nasce un nuovo comitato. Un comitato che si batte, che va in fondo alle cose e in alcuni casi vince. Sicuramente in comunità più piccole, come al limite mi viene in mente Cossuine per il termodinamico, è più semplice, le idee passano più veloci, e anche perché i luoghi da difendere, diciamo, sono incontaminati. Per Porto Torres e Sassari è un po' più difficile, perché parliamo prima di tutto di comunità più grosse, e anche perché noi in realtà non abbiamo un luogo da difendere, abbiamo un luogo da riportare in vita, un luogo che è clinicamente morto. Perciò prima o poi noi speriamo che gli amministratori si accorgano di questo, insomma, di tutto quello che sta succedendo.
in realtà lo sanno, non è che non lo sappiano, è giusto che è difficile fargli cambiare idea. Però i comitati, e No Chimica Verde in questo caso, insomma, non dispera di farcela, anzi, ce la faremo.